Ecco, a questo punto è credibile ridiscutere integralmente le grandi opere? Lo chiedo ad Erika Baldin. Beh, allora, già subito quando il ministro Toninelli, 5 Stelle, si è insediato, ha detto che per ogni grande opera in Italia bisogna fare un'analisi di costi e benefici, okay? E su questo penso che nessuno abbia qualcosa da obiettare. Sul Mose l'abbiamo visto proprio negli ultimi giorni, il ministro Toninelli appunto ha portato tutta la documentazione, tutti i conti alla Corte dei Conti per verificare appunto meglio, cosa che non era mai stata fatta prima. E comunque credo, questa è una mia versione personale, che ormai si sia andati ben oltre insomma con i lavori, quindi sarà il caso di concluderla prima o poi. Poi lì si apre tutto un discorso che riguarda i costi di manutenzione che sappiamo essere esorbitanti, e poi di chi si accollerà a quest'opera così imponente. Noi auspichiamo che sia lo Stato, perché è fautore appunto lo Stato, quindi a lui spettano tutti i costi relativi alla manutenzione e alla gestione di quest'opera, sulla quale noi siamo sempre stati contrari in maniera assoluta, però purtroppo non eravamo al governo, non eravamo ancora nati e le responsabilità sono di altri. Mentre sul resto, ecco, per quanto è già stato fatto, chiaramente non si può più ridiscutere e tornare indietro, ma su quello che si può ancora fare penso che sia giusto creare appunto un tavolo di discussione, un'analisi dei costi e dei benefici che riguardino i pro e i contro di tutte le opere grandi che esistono in Italia. Ecco, però ridiscutere le grandi opere come l'alta velocità senza bloccarle è un po' come dire, beh sì, lo ridiscutiamo, però si può fare un'altra alta velocità, è possibile. Sì, e questa è la posizione del Movimento 5 Stelle? Penso di sì, esiste anche una terza via, non è che si blocchi in maniera definitiva qualcosa oppure si debba assolutamente ripartire al 2000 all'ora, si può anche tranquillamente sospendere un po' le cose, fare una valutazione più approfondita che magari se l'avessimo fatta per tutte le opere pubbliche esistenti in Italia non saremmo arrivati allo scandalo del Mose, tanto per dirne una, la tangente più grande che c'è stata nella storia della Repubblica, quasi 6 miliardi di euro spesi per un'opera che nella migliore delle ipotesi forse sarà inutile e se nella peggiore magari creerà anche grossi danni all'ambiente e quant'altro, insomma, e tantissime spese, insomma. Buonasera, parlo a nome di tutti i risparmiatori traditi delle banche venete. Questo governo Lega e 5 Stelle aveva promesso di ristorare tutti i soci, promesse da marinaio. Vergognatevi. Che cosa risponde Baldin? Perché è lei l'esponente del Movimento 5 Stelle. Tutti a me. Che bello. Hanno fatto ridere quelle risposte che ci hanno dato, scusi. Sì, io non c'ero a Roma, io ho letto sul giornale oggi che appunto c'è stato questo vertice al Ministero dell'Economia, con esponenti del governo chiaramente, qualche deputato anche locale, mi pare che ci fosse sicuramente D'Inca, Maniero e Raduzzi, che è un nuovo entrato, e si è discusso proprio di un fondo di ristoro per tutti i risparmiatori truffati, in maniera tale anche da incrementare o comunque superare, adesso si vedrà, il fondo attuale che era quello creato da Baretta, come sappiamo, no?